Per la scelta del tatuatore è fondamentale guardare i lavori che già ha realizzato, perché non è importante semplicemente il pezzo grosso in sé, ma anche le linee della mano ferma, delle sfumature pulite, un insieme di lavori. E non si deve assolutamente guardare la cifra, il prezzo, poco più, ma assolutamente il lavoro, l'impegno, la dedizione che l'artista mette in ogni lavoro. E ogni tatuaggio in sé è unico, non può essere realizzato più di una volta, perché essendo una cosa personale è giusto che sia così. E quindi è giusto anche affidarsi al tatuatore dandogli carta bianca, diciamo, quindi dandogli la tua idea e lasciando fare a lui, diciamo, il lavoro grosso. Per me tatuare qualcuno è, diciamo, una grossa responsabilità, perché ritengo che per affidarsi a me mi affidano molta responsabilità, quindi è un grande impegno che mi assumo. Quindi è un lavoro che si fa in due, io scelgo il mio cliente e il cliente sceglie me. Per me in sé il tatuaggio è una forma d'arte a tutti gli effetti, nel senso che magari noi vediamo l'arte su un muro, su una maglietta, su un qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa, e quindi averla sul proprio corpo, avere qualcosa di personale che io ho scelto e non ce l'ha nessun altro al mondo, è qualcosa di veramente unico. Magari non penso anche al futuro, a come potrei essere da grande e tutto, perché comunque di diventare grandi diventiamo grandi tutti. Avendo un po' di arte sul nostro corpo è una cosa aggiuntiva che diciamo mettiamo, ed è come, diciamo, portare un certo stile addosso. Magari non è da tutti, c'è chi preferisce qualcosa di piccolo e semplice e nascosto, c'è chi preferisce qualcosa di più di impatto sulla faccia, sulle mani, e quindi questa è la bellezza del tatuaggio, avere sul proprio corpo qualcosa che scegliamo solo ed esclusivamente noi.